E dall'anno scorso Pordenone Docs Fest si è aperto all'esplorazione, alla ricognizione di questo territorio che fino ad ora insomma, non avevamo in programma, e invece quest'anno abbiamo un seminario condotto da Jonathan Zenti che ci accompagnerà in una ricognizione della storia dell'audiodocumentario per lo più italiano, che è una storia in realtà molto ricca, però forse non così nota. E questa è un'epoca di podcasting selvaggio, soprattutto dopo la pandemia, quindi è interessante anche capire da dove sia nato, perché è un'evoluzione di qualcosa che in fondo è sempre un po' esistito con la radiofonia, e forse dove andrà a finire, perché anche il destino di questa rivoluzione sonora, di documentari sonori, forse insomma è un po' da scoprire. Jonathan è un collaboratore di Radio Rai, è un audiodesigner, è un podcaster indipendente, un documentarista, cioè è un personaggio molto eclettico. Il suo ultimo documentario si chiama Totale, lo trovate su tutte le piattaforme e ve lo consiglio perché è proprio una sfida al mezzo del podcasting ed è un incrocio insomma interessante tra show televisivo o comunque o sedicente tale e insomma show audio, e quindi vi lascio al suo intervento che insomma è un cicerone, è un Virgilio d'eccezione. Allora, buongiorno, grazie. Allora, come dicevo prima di Irene, che appena sono arrivato, io sono molto conosciuto per essere una persona molto precisa, molto esigente, perfezionista direi, grande perfezionista, che poi fa una roba che manda all'aria tutto quello per cui ha lavorato ogni volta, per cui sembra sempre che faccia le robe a caso. Per cui ho preparato una bellissima presentazione per oggi che ho lasciato nel computer dello studio, di cui mi sono accorto questa mattina a mezz'ora della partenza del treno. Quindi sono anche contento che siamo in una sala piccola e che siamo un po' tra di noi, perché così lo rendiamo un po' meno TED e un po' più, diciamo così, più una chiacchierata, una conversazione guidata dove vi farò sentire un po' di cose. Ho tutto quello che avevo messo in quella presentazione, solo che è sparso in 400 cartelle e quindi mi vedrete un po', ah no, potremmo andare a vedere questo. E quindi spero che questa non sia l'occasione per chiudere subito la parte dei podcast all'interno del festival, perché se cominciamo così. Allora, parto da una questione storiografica. Allora, intanto appunto io e Irene ci siamo incontrati un paio di mesi fa in un incontro dedicato ai podcast dove si parlava in particolare dell'uso della prima persona singolare nei podcast, e quindi quando si fa autonarrazione, che è uno degli elementi per cui io sono stato, diciamo, un po' riconosciuto nel mondo dell'audio degli ultimi 15-20 anni, cioè in un periodo in cui nessuno faceva autonarrazione, io facevo molta autonarrazione e sembrava una cosa nuova, poi come vedremo in realtà non lo era, e non lo era, ma sembrava una cosa nuova sia a chi ascoltava ma anche a chi produceva e a chi commissionava i lavori, perché uno dei problemi che abbiamo sempre avuto nell'audio è la mancanza di una storiografia dell'audio. Quindi mentre abbiamo una storia del cinema che salta anche in maniera molto grossolana alcune parti, ma che comunque segna delle tappe, per cui sappiamo appunto quando si parla di Orson Welles sappiamo cosa c'era prima e che cosa è arrivato dopo. Nella radio questa cosa non si sapeva, anche perché gli archivi delle radio, di tutte le radio, sono sempre stati chiusi e blindati, mentre gli archivi del cinema sono sempre stati aperti perché è un prodotto culturale commerciale. La radio, tutto quello che veniva mandato in onda poi veniva rinchiuso perché
come vedremo poi quando parleremo dei podcast, tutti i paesi occidentali hanno sempre fatto documentario alla radio in una radio di Stato, che quindi non aveva dei rapporti commerciali e quindi i prodotti che faceva non erano da vendere fino a poco tempo fa, non era materiale che andava mostrato, anzi bisognava che proteggerli il più possibile perché nessun altro copiasse o avesse accesso. Questo anche all'interno delle storie delle radio stesse, quindi chi entra a lavorare in un'azienda, da noi c'è la RAI, ma anche le aziende degli altri paesi, non sa bene che cosa faceva chi è arrivato prima di lui. E ci sono dei cambi politici, dei cambi generazionali, poi vedremo anche tra un po', a un certo punto a Radio RAI c'era tutta una generazione che poi è passata quasi tutta in televisione, quindi chi è arrivato dopo non sapeva cosa aveva fatto chi c'era prima, e questo ha fatto sì che quasi nessuno potesse avere accesso ad una storia della radio in generale e a una storia del documentario. Quest'anno sono 100 anni dall'inizio delle trasmissioni della radio italiana, più o meno in questi anni si sono festeggiati tutti i centenari delle radio europee, e fino a 5 anni fa, forse un pochino, 6-7 anni fa, di che cosa era successo in questi 90 rotti anni si sapeva molto poco. Quello che vi presento oggi è un lavoro volontario di storiografia fatto a più mani, e in particolare un lavoro che stiamo seguendo in maniera informale da qualche anno, io, Andrea Borgnino, che è un funzionario di Radio RAI, che ha lavorato per molti anni negli archivi e che ha aperto la radio che oggi si chiama Radio Techetè, e quindi è quello che ha guidato l'apertura dell'archivio per la prima volta di Radio RAI, e Daria Corrias, che è la curatrice di Tre Soldi, che è il programma di documentari radiofonici di Radio 3. Non nelle nostre attività lavorative, ma come esigenza incrociata di tutti, in questi anni ognuno ha aggiunto un pezzo, ha fatto una tappa, ha comunicato agli altri che cosa aveva scoperto, che cosa aveva aggiunto. Quindi c'è chi ha lavorato di più sugli archivi, c'è chi ha lavorato più sul percorso del documentario, io ho lavorato più sul fronte autoriale, da un lato, essendo io un autore, quindi che cosa hanno fatto gli autori nel corso del tempo, e i legami con quella che vedremo dopo essere un momento storico che va sotto il nome di Radio Revolution, quindi un momento dove la radio, per la prima volta nella sua storia, la radio e l'audio in generale, è passata da una questione strettamente locale a una questione internazionale. E come, appunto, partendo da una prospettiva autoriale, come ho conosciuto io i documentari. Io ho iniziato a lavorare a Radio RAI facendo prima uno stage, poi essendo preso come un assistente di un regista di un programma di fiction. Era stato uno degli ultimi programmi di fiction che Radio RAI abbia fatto, andava in onda ogni fine settimana, durava circa un'ora, ed era un programma ambientato in un supermercato che era l'unica cosa rimasta in piedi dopo la fine del mondo. Quindi era una sorta di science fiction comica, dove ogni settimana si partiva dal silenzio, quindi c'era una pagina bianca su un computer di una sessione di montaggio e si ricostruiva quel mondo inventato, stando in studio molte ore. E finita quell'esperienza, cercando di capire dove avrei voluto andare per fare i prossimi passi, essendo stato poi io assistente di un'altra persona, stavo cercando di chiedermi che cosa avrei voluto fare io invece, sperando un giorno di avere io stesso un assistente, cosa che non è ancora avvenuta. E la cosa che sentivo che mi chiamava molto, dopo molti anni chiusi in studio, era stare fuori, stare per strada, parlare con le persone, non scrivere dalla pagina bianca, ma scrivere partendo dalle persone. Quindi anche un po', diciamo, per passione cinematografica mi sono avvicinato un po' al mondo del documentario, ma come vi dicevo, sgoogolando documentari in Italia non c'era niente. Ho cominciato però a studiare, in particolare accedendo ad un archivio di una musicologa
che aveva fatto un progetto di ricerca sulle musiche nei programmi radiofonici italiani e aveva un po' trafugato del materiale dall'archivio per motivi di ricerca, quindi aveva bisogno di lavorarci, di scriverci, quindi si era fatta delle copie e mi aveva fatto accedere a del materiale che lei aveva a casa sua, quindi andavo a casa sua, mi dava il CD, io lo ascoltavo, mi segnavo, perché appunto in quel periodo portare fuori cose dagli archivi era molto, non si poteva fare, insomma. E nel 2007, insomma in quel periodo 2006-2007, ci sono stati, tra i vari lavori che ho ascoltato, e ovviamente c'era molto, come ogni volta, come sentiremo adesso, quando si sente delle robe vecchie sembrano sempre molto belle, dice quanto erano felici allora quando avevano il bagno fuori dalla casa, e quindi c'è tutto un aspetto di fascino di una cosa che non c'è più, che c'era, ma c'erano due lavori che mi hanno proprio aperto il cranio a metà. Uno era un lavoro antico e uno era un lavoro nuovo che però arrivava da altrove. E quando io li ho sentiti ho detto bene, io voglio fare questa cosa qua e soprattutto vorrei provare a mettere insieme queste due cose. Il primo dei due lavori che ho scoperto è un documentario di Sergio Zavoli che io ho scoperto esattamente così, cioè l'ho trovato in vinile in un mercatino. C'era anche tra i lavori raccolti da questa musicologa, perché la musica per questo documentario è stata fatta da un musicista italiano molto famoso nei primi del Novecento che si chiamava Ildebrando Pizzetti, quindi nel suo lavoro musicologico rientrava, però non l'avevo ancora ascoltato lì, l'ho trovato su questo mercatino e quando l'ho sentito, non sapendo ancora bene chi altro aveva fatto cosa, però mi ero fatto un po' l'idea che questo lavoro stesse alla storia della radio come ossessione di Luchino Visconti sta alla storia del cinema. Prima di Ossessione di Luchino Visconti, per tutto il periodo che viene chiamato comunemente dei telefoni bianchi, tutto il cinema era verticale, quindi i protagonisti abitavano sempre al sesto piano, si prendeva l'ascensore per andare in su, le stanze da letto erano sempre sopra, si prendeva la scala tutto su, perché in quel periodo, diciamo fino alla fine della guerra, tutto era verticale. Adesso ho fatto di fare gesti, ma insomma, capito? Nel credo 42-43 Luchino Visconti gira questo film ambientato nella pianura padana nel Pavese, dove tutto è orizzontale, ed è uno dei film che iniziano un ragionamento su quello che sarà poi il neorealismo. In realtà non è proprio così, questo documentario arriva molto dopo, è del 56, è fatto tra il 54 e il 56 e ha vinto il Prix Italia poi nel 58, quindi siamo molto più avanti rispetto a quei ragionamenti e già era stato fatto molto prima, come sentiremo tra un po'. Ed è un documentario che è diventato poi famoso, quindi quando io l'ho scoperto nessuno ne parlava. Adesso, se voi andate a sentire qualcuno che parla della storia della radio, parla sempre di Clausura, perché è diventato un po' famoso per questa invenzione. Sergio Zavoli voleva raccontare la vita delle monache di Clausura prima del Concilio Vaticano, quindi quando la clausura era molto molto stretta e non si può ovviamente entrare, e quindi la sua invenzione era stato di insegnare a una probanda, cioè una ragazza che stava entrando in un convento di clausura e stava facendo la sua iniziazione per cominciare a vivere dentro, ad usare un magnetofono e un microfono. Alla fine di queste registrazioni c'è anche un'intervista con la priora del convento fatta attraverso la grata, e su queste registrazioni e queste interviste poi Sergio Zavoli costruisce la sua narrazione, quindi ascolta che cosa è stato registrato e lo racconta parlandoci sopra. Dovrei averlo. Di un giorno qualsiasi della vita inizia la quotidiana cadenza del Carmelo di via Siepenunga.
Dopo essersi lavate in ginocchio in un catino di terracotta, riassettano la cella, recitano le ore canoniche e si comunicano attraverso la grata per poi ritornare donde erano venute. Stia ognuno nella propria cella o in vicinanza di essa, meditando dì e notte nella legge del Signore e vegliando in orazione. E appunto sentite che rispetto all'immaginario che avete non tanto della radio, perché noi la radio che andava in onda in quegli anni non la conosciamo tanto perché andava semplicemente in onda, non veniva registrata, tranne rari casi, ma per esempio della voce dei cinegiornali, di cui forse avete un po' di memoria, sentite che il tono è completamente diverso. Il registro è molto più basso, quindi vuol dire che anche l'aria per chi va in voce davanti al microfono viene caricata da un punto più basso del corpo, quindi si usa molto di più il diaframma, si spinge meno sul naso, come si faceva nei cinegiornali, e quindi da un punto di vista percettivo abbassa un po' il tono di quella che era la radio di quel periodo. Come vedremo e come sentiremo, non è un'invenzione di Sergio Zavoli, ma è frutto di un momento in cui la radio stava facendo una serie di ragionamenti su questo strumento ed erano diversi autori che lo stavano facendo. Poi, altra cosa, di solito questo documentario è una delle cose da cui inizio quando faccio formazione con gli studenti, perché insegno anche in una scuola un centro di formazione professionale, e poi setto lo standard di registrazione dei loro lavori, cioè gli dico sempre: se sono riusciti a registrare le suore potete farlo anche voi. Quindi quando poi portano delle registrazioni inascoltabili dico: neanche le suore registrano così, neanche le suore nel 54 registravano così, con delle valigie a bobine. Il secondo lavoro invece è un lavoro del 2007, quindi è uscito pochi mesi prima che io lo ascoltassi, ed è un documentario svedese fatto da un autore che si chiama Martin Jonsson, che all'epoca aveva circa 27-28 anni, molto giovane quindi, in un periodo appunto dove per la prima volta la radio si cominciava ad aprire al mondo, in questo periodo che poi vedremo della Radio Revolution, e la radio pubblica svedese aveva cominciato a caricare sul loro sito dei video con gli audiodocumentari più belli che andavano in onda. Ovviamente loro ne producevano molti di più dell'Italia, e anche con molti più fondi, con dei video con la traduzione in inglese, e quindi per la prima volta persone che cercavano un po' su internet potevano ascoltare che cosa stavano facendo in Svezia o in altri paesi. Vi faccio sentire un pezzettino di quel documentario tradotto in italiano, e il documentario si chiama in inglese My Father Takes a Vacation, cioè mio padre va in vacanza, ed è la storia personale dell'autore, di Martin Jonsson, il cui padre, che aveva oltre a lui altri 2 figli, quindi aveva 3 figli, quando il figlio più grande aveva raggiunto l'età legale per diventare tutore degli altri 2, ha deciso di lasciare la famiglia. La madre era già morta, quindi lascia i 3 figli da soli e prende questa decisione facendo un viaggio in bicicletta sulle coste dell'Irlanda. E una volta adulto Martin decide di rifare il viaggio che ha fatto suo padre in bicicletta sulle coste dell'Irlanda per vedere i posti dove lui aveva preso quella decisione. Questo è un momento che appunto quando l'ho sentito ho capito che c'era qualcosa che volevo fare, che volevo provare a fare, anzi volevo proprio provare a copiare. Ed è un momento in cui il narratore, che è Martin, ma che per noi ascoltatori è la persona che ci sta raccontando la storia che stiamo seguendo, va in un ostello in Irlanda dove suo padre era stato, perché suo padre mandava le cartoline dagli ostelli dove dormiva, quindi lui aveva una serie di cartoline e si fermava a dormire negli stessi posti, e chiede
all'oste dell'ostello se si ricordava di suo padre, e ovviamente il proprietario dell'ostello gli chiede com'era tuo padre, e lui trova questo modo di dare una risposta. Jag tänker göra om pappas resa. Ladies and gentlemen, Airworld Airmen welcomes you on board. This is the 17:30 hours train from Cork, Dublin, Houston. Jag sitter på ett tåg från Dublin på väg till en liten hamnstad som heter Wexford. Det första vykortet kom från ett hostel där, The Kirwan House. Vykortet föreställer det är ett 4-våningsstenhus. Smalt, högt, så intryckt mellan 2 andra hus på något sätt. Som att det inte riktigt får plats. Och det första jag ser är ett allrum. Och där står en tv på. Det är helt tomt, allrummet, men det är en tv. Och så spelas det en trombon. Och mannen som öppnar, han är ägaren. Han är ägaren till oss. Yeah, the reason why I'm here is that my father, his name is Anders, he biked along the coast of Ireland. Yes. And he left his children back home in Sweden alone, and he kind of disappeared. Wow. Har du sett min pappa? Frågar jag. Han heter Anders. Can you describe him physically? What height was he and so on? Yeah, absolutely. He is. Han är lång, han ser ut som jag, fast äldre då. He actually looks identical to me, but older and Right. and yeah, and a little bit longer. But physically, we actually look the same. Han har vitt hår och han hade en Ferrari-röd cykel med 4 cykelväskor på, så hade han en gul vindjacka. Does anything ring a bell? Quindi lui trova questo trucco per non dire era alto, era basso, era moro, e rompere come vedremo poi il nostro immaginario sonoro. Noi ci stiamo abituando a una voce, seguiamo una voce, ci facciamo un'idea totalmente nostra di come potrebbe sembrare la persona che ha quella voce, e quando il proprietario chiede com'era suo padre, lui semplicemente dice è uguale a me ma più vecchio. Fine. E questo non rompe l'illusione dell'immaginario che noi ci stiamo facendo. Quindi per me, diciamo, l'inizio del mondo del documentario è stato incontrare queste due cose e cercare di cominciare a farle. E appunto nel 2007 ho cominciato a fare i miei primi documentari. Il documentario però nasce in un momento storico ben preciso. Probabilmente qualcosa di documentario è stato fatto anche, tenete presente che la radio appunto da noi appunto nasce nel 2024 con una specie di diretta, poi lo sentiremo, però non ancora con le trasmissioni vere e proprie, inizia ad entrare a regime tra il 26 e il 29, una radio con una programmazione abbastanza continuativa. 1900, sì. Sì, non tra 3 anni, tra 3 anni forse finisce. Sì, 1900, quindi appunto siamo intorno al centenario, e per la prima volta, questo lo racconta molto bene il direttore della radio della Repubblica di Weimar, quindi tedesco, in un saggio di Walter Benjamin, per la prima volta c'era la possibilità di parlare ad un'intera nazione, cosa che in tempo reale, cosa che fino a quel momento non era mai successa. Quindi la cosa rivoluzionaria di questo strumento era il piano della cronaca, cioè far sentire milioni di persone tutti insieme nello stesso momento. Quando noi vediamo per esempio i discorsi di quello che ha fatto anche delle cose buone nei cinegiornali, dovete tenere presente che per esempio il discorso di Piazza Venezia di Mussolini è arrivato nelle sale cinematografiche almeno 4 giorni dopo. Non tutti guardavano. Purtroppo
dove si vede bene questa roba è in un film di Tito Brass, quindi oggi ho scelto di non farlo vedere. Però nella chiave di Tito Brass si vede benissimo come il discorso di Piazza Nez era stato vissuto in tutta Italia, cioè attraverso dei megafoni che negli spazi pubblici amplificavano la radio. L'immagine visiva arrivava tra lo sviluppo e stampa delle copie nelle prime sale a Milano e a Roma dopo 4-5 giorni, e poi ora che arrivavano nelle sale ci volevano almeno un paio di settimane. Mentre la radio riusciva a connettere tutti contemporaneamente. Ora, qui c'è una fila di documenti, di testimonianze sulla radiocronaca, ma io non so in che ordine li ho messi. Quindi prima li sentiamo, poi vi dico cos'è. E fu assunta dall'allora EIAR nel 1939. In quell'anno, appunto, nel giugno del 39, si formò il primo gruppo delle radiocronache. Naturalmente non posso dilungarmi a raccontare che cosa furono quei primi esperimenti, perché dovete immaginare che allora, quando la gente ci vedeva arrivare coi microfoni per le strade a fare delle interviste così immediate, si nascondeva sotto i tavoli, dietro un albero, scappavano, prendevano il microfono per una pistola, non lo so. È stata veramente una durissima battaglia affrontare il pubblico impreparato a questa esperienza. Questa è la voce di Maria Pia Moretti, che poi risentiremo. Maria Pia Moretti è stata una delle poche donne della formidabile redazione radiocronache, come si chiamava, che adesso pian piano comincio a raccontarvi cos'è, ed è stata la prima assunta, perché era stata assunta già nel 39, appunto, come sentite, in un momento della radio che poi si è interrotto subito, perché nel giro di un anno e mezzo, tutto il lavoro della radio è diventato un lavoro bellico, quindi il lavoro, diciamo, lei era stata assunta per fare quelle che poi farà anche dopo la guerra, dei documentari di costume, ovviamente, perché una donna non poteva parlare di argomenti seri. E lo fa però in maniera molto seria poi quando inizia a farlo nel dopoguerra. E era appunto nel 39, c'era stato questo primo giro di assunzioni per cominciare a dare una forma alla cronaca che fosse diversa dalla semplice messa in onda, e poi tenete presente che in quel periodo circa il 70% delle trasmissioni radiofoniche erano musiche, erano orchestre che suonavano nelle sale della RAI, riprese e mandate in onda, e si interrompe subito per motivi bellici, e poi subito dopo la guerra un ex fascista riciclato di quel periodo, che era Vittorio Veltroni, il padre di Walter, gli mettono in mano l'EIAR, che era la radio pubblica, e lui, diciamo, accompagna la trasformazione dell'EIAR in RAI, quindi della nascita di una nuova azienda, non più un'emanazione dello Stato, ma un'azienda privata a partecipazione statale, quindi con un approccio un po' diverso, e costruisce la radio in un periodo dove c'era solo la radio, quindi dove non era la sorella minore di qualcuno, un passatempo, era lo strumento principale di comunicazione, quindi era il progetto strategico di quel periodo. Quello che fa Vittorio Veltroni dal 46 al 53 è quello in particolare di costruire la redazione radiocronache, cioè di costruire un gruppo di persone che non avevano niente a che fare con la radio precedente, appunto, a parte Maria Pia Moretti e pochi altri che comunque erano arrivati alla fine, ma tutte persone che arrivavano da altri luoghi, da altri posti, e comincia a costruire una squadra, tipo degli Avengers, che si occupavano della cronaca, cioè di raccontare in tempo reale quello che succedeva. Adesso credo che noi sentiremo quello che poi diventerà uno dei principali documentaristi, uno dei miei preferiti, e uno che è stato il coordinatore dei documentari fino alla fine degli anni 50, che si chiama Aldo Salvo, che racconta proprio questo approccio alla cronaca. Vediamo se è indovinato. Beh, per quanto riguarda le dirette, io direi che tutto allora era diretta, tutte le trasmissioni, non soltanto la radiocronaca diretta propriamente detta. Ma a proposito delle trasmissioni dirette, proprio delle radiocronache che rappresentano un modello puro, ecco, da questo punto di vista, devo ricordare
La prima radiocronaca cosiddetta a catena, e come ricorderai anche tu, si trattava di un tipo di radiocronaca che consentiva, attraverso varie postazioni, di dare il racconto, la descrizione dell'avvenimento senza soluzione di continuità. Cioè gli ascoltatori da allora riuscivano a non perdere un momento, una fase dell'avvenimento grazie a questo continuo passaggio da un radiocronista all'altro. La prima proprio storicamente fu quella dell'insediamento del primo presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, quando prese possesso, De Nicola era stato capo provvisorio dello Stato, quando prese possesso del Quirinale. E mi ricordo c'era un radiocronista all'interno dell'aula di Montecitorio, il quale descriveva la fase, il giuramento del nuovo presidente all'interno dell'aula, poi passava la linea al radiocronista che era sulla piazza di Montecitorio, il quale descriveva gli onori, tutto quello che succedeva lì sulla piazza, e poi accompagnava il corteo sino a Piazza Colonna. Piazza Colonna, il radiocronista, e se non sbaglio eri proprio tu, stavi a Piazza Venezia, prendevi il corteo lungo il corso, descrivevi tutto quello che succedeva a Piazza Venezia, naturalmente gli schieramenti delle forze armate, la popolazione, eccetera, e poi passavi la linea a quello, ed ero io che stavo in Piazza del Quirinale, che completava poi la descrizione dell'avvenimento, fino a passare la linea all'ultimo, che era Sergio Giubilo, che stava all'interno del cortile del Quirinale, che concludeva proprio l'avvenimento, cioè nel momento in cui poi il Presidente della Repubblica prendeva l'ascensore per salire nei suoi nuovi appartamenti. Questa era, diciamo, l'idea un po', anzi decisamente innovativa di Vittorio Veltroni, un'idea che è stata fatta in Italia prima che in altri luoghi, e con questo, appunto, tutte le persone che facevano parte di questa squadra erano molto molto giovani. Dentro c'erano anche, per esempio, una delle altre poche donne che hanno fatto parte di questo gruppo è Giulietta Masina, ne hanno fatto parte il giovanissimo Piero Angela, ne ha fatto parte, che era uno dei più giovani tra i nomi che conosciamo. E questo modello poi diventerà il modello di una trasmissione, di cui anche di quella non ricordo il nome, Ingresso qualcosa, che era una trasmissione che partiva alle 2 del pomeriggio e arrivava fino alle 8 di sera più o meno, e che era fatto tutto di ponti di radiocronache, in questo modo, dal calcio allo spettacolo, dal concerto alla sala del cinema, dalla sala del cinema al mercato, ed è, diciamo, come idea il primo arcaico prototipo precursore di Domenicani. Queste cose che stiamo sentendo arrivano da una serie di registrazioni che erano stati fatti cioè proprio un programma che era stato fatto 50 anni fa, cioè per il 50° anniversario della radio, dove tutti i protagonisti di quell'epoca si sono seduti intorno a un tavolo e a raccontare come erano stati gli inizi di quella radio del dopoguerra. E una di queste trasmissioni era concentrata sulla radiocronaca e un'altra di quelle trasmissioni invece sul documentario, che è stato il passo successivo. Qui, se non sbaglio, quello che sentiamo adesso è sempre Aldo Salvo, che prova un po' a spiegare come l'idea del documentario sia nata in realtà dopo. Cioè, quando li stavano facendo, loro non li pensavano tanto come documentari, ma erano una sorta di approfondimenti. Alfredo Panicucci ha sbagliato. sintetizzato così la loro opera. Il documentario radiofonico è il linguaggio stesso della radio, l'arte di raccontare per immagini sonore, giocate in un clima di stacchi violenti e di ben dosate sfumature. Nel documentario si racconta, ma si interpreta anche il soggetto o l'argomento prescelto. E siccome la radio non aveva precedenti, coloro che iniziarono questa nuova forma sono da considerare più che pionieri dei veri e propri ideatori. Questa appunto è la voce della speaker, sempre in quel programma, che legge una delle prime recensioni dei documentari radiofonici che andavano in onda e in cui si cominciava a usare la parola documentario. Quello che sentiamo adesso invece è quello che ha fatto fare lo scatto qualitativo, che era diciamo il vice di Vittorio Veltroni. Vittorio Veltroni poi nel 1953 è stato chiamato a costruire la televisione, che sarebbe arrivata formalmente nel 1954. Qualche anno dopo gli danno un premio, anche qui scusate i nomi, che si chiama Sergio Cimbali, ce li ho scritti dopo se volete,
Lui è stato quello che ha fatto invece il passaggio dalla radiocronaca al documentario, cioè la radiocronaca andava avanti, ma ha cominciato a produrre, a commissionare dei documentari ai radiocronisti. E questo è il discorso di ringraziamento di quando alla fine degli anni 50 prendo un premio, tipo un nastro o qualcosa. Sono molto contento naturalmente di questo premio, ma sono molto contento in particolar modo perché non viene a premiare tanto me quanto premia tutta la pattuglia dei radiocronisti che io continuo a considerare una pattuglia d'assalto del giornale radio, particolarmente impegnata sempre, ma in questi giorni, in questi ultimi tempi ancora di più, in quanto le sono stati affidati compiti ben difficili per quello che è il rilancio della nostra radio e quella nobile gara che teniamo con i nostri fratelli della televisione. E adesso invece c'è Aldo Salvo, che è uno dei principali documentaristi, che dice: per noi non erano documentari, in realtà l'abbiamo scoperto dopo che erano documentari. Li abbiamo chiamati documentari, ma non avevano niente a che vedere col documentario cinematografico. Erano servizi giornalistici di grande respiro, dove ognuno di noi portava la sua esperienza, la sua personalità e via via una serie di motivi caratterizzanti che tutti insieme fecero la storia di quei tempi, i fatti dell'epoca. Come vi dicevo, tutti questi pezzetti, ragionamenti sulla storiografia arrivano, diciamo, pezzo per pezzo grazie al contributo di diverse persone. La riscoperta di questo programma registrato 50 anni fa e il fatto di averla messa disponibile si deve a un altro funzionario della Radio Rai che si chiama Paolo Moraschi, che rincontreremo anche tra un po', che è stato anche direttore del PRI Italia per un paio di anni, e che appunto ha detto: c'è questo programma dove i protagonisti si raccontano, quindi qua ci sono un sacco di informazioni. E appunto da queste trasmissioni si capisce che questa roba di dire Sergio Zavoli ha inventato, questo ha inventato, questo, in realtà quello che loro stavano vivendo era proprio l'idea di un gruppo di lavoro, dove c'erano delle singole specificità, tra un po' ne vedremo alcune di loro, dove però si ragionava in maniera collettiva e collegiale e c'era uno spirito più che altro collettivo, di cui parla sempre Aldo Salvo. Vorrei dire questo: allora, finita la guerra, sentivamo il bisogno di creare qualcosa di nuovo. Tutti ne eravamo stati coinvolti e stravolti, ma l'entusiasmo che c'era in noi e attorno a noi oggi sembra proprio incredibile. Si mangiava poco e ci si vestiva peggio. Un panno addosso e l'altro al fosso era la condizione ideale per essere decenti. Ma avevamo voglia appunto di ricostruire tutto, di mettere il naso dappertutto, di rompere 1000 tabù. L'ultimo pezzo che vi faccio sentire della radiocronaca, prima di vedere alcuni dei protagonisti, è anche qui quando faccio formazione dico sempre che per capire se una cosa che ci si è inventati, una cosa nuova ha fatto breccia ed è stata capita, si capisce quando diventa meme o quando diventa parodia, quando qualcuno la assorbe così tanto da trasformarla in una roba che fa ridere. Tutta questa invenzione del ponte delle radiocronache è anche in uno sketch radiofonico di Aldo Fabrizi, che fa molto ridere, che vi faccio sentire. Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo oltre la pista la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola: Frattini, cipolla, pecorino, mascarpone, pomodoro, pancetta, coppa, caciocavalli, cacciarone, buono al gas. Formazione Zagarolo: cappellini, bidoni, pombolotti, rigatoni, cannolicchio, percetelli, maccheroncini, maltagliati, bastoni, spaghetti primo e spaghetti secondo. Arbitro, signor Gigetto di Orta Cannuccia. Guardialine, fratelli Cacciatella di Urbino. Tempo buono, terreno surciolevole, fangoso, con sassi e funghi. Attenzione, le due squadre escono dagli squadroni. Entrano in campo, si schierano al tronco del pubblico, la Gorgonzola si sente subito, si ammazza, i due capitani si incontrano, spesso per il momento viene tirata a sorte nel centro del campo. L'arbitro getta all'aria una moneta, la moneta tocca la terra, tutti si buttano a specie per il pallone, la moneta è sparita, ora i capitani si giocano al centro del campo al calcio 15, vince Zagarolo. Vediamo alcuni di questi protagonisti, quelli che diciamo hanno fatto delle cose particolarmente significative. Una appunto è Maria Pia Moretti,
a cui era stata affidata tutta la documentazione del costume. Ci sono appunto questi lunghi ponti di radiocronache, ma poi ci sono dei momenti che accadono fuori dal momento della radiocronaca e quindi si comincia a dire registriamoli. Nel frattempo c'era stata questa scoperta, diciamo così, tecnologica dei registratori a nastro, che fino a fine degli anni 40 non c'erano. Quindi si poteva più agilmente portare un registratore in mezzo alla strada o in un luogo e registrare sul posto delle voci che poi potevano essere montate successivamente in studio. E poi appunto questa invenzione vi spiegherò perché è importante per un altro lavoro che nella storiografia è abbastanza fondamentale. Maria Pia Moretti quindi porta il magnetofono e i registratori nelle sale da concerto, nei cinema, nei luoghi diciamo mondani, oppure racconta delle storie come per esempio uno dei documentari molto interessanti che ha fatto lei è su l'importanza dei francobolli, con un giovanissimo Bolaffi, collezionista, che spiega la passione smodata per il collezionismo dei francobolli, mentre lei appunto da cronista non se la spiega e non ne trova la ragione. Quello che sentiamo adesso è un suo lavoro sulla notte romana, ed è proprio registrato con lei che frequenta nel 52 tutti i luoghi che in quel periodo stanno raccontando una nuova Roma che sta rinascendo dopo le macerie dell'occupazione. Amici è la voce di Roma spensierata, canterina, quella che ancora rimane fedele ad un pizzico di tradizionalismo fatto di piaceri semplici, una buona tavola e molte canzoni. Non si può dire che a Roma la fine settimana sia inquadrata in termini fissi e inderogabili come avviene per altri paesi. Per concedersi un'evasione, per trascorrere una serata divertente, ogni giorno è buono, anche perché gli uffici o i negozi rimangono aperti normalmente l'intero sabato e non rimane quindi che la domenica per riposare. Ciò non toglie naturalmente che il maggiore afflusso nei locali di divertimento e di attrazione avvenga nelle sere di sabato e domenica. Seguiteci dunque, ascoltatori, in questa pittoresca carrellata che vi porterà l'eco dei più caratteristici ambienti prediletti dai romani. La prima tappa ci porterà in Trastevere, il rione tradizionale della città, dove ancora le consuetudini della vecchia Roma restano vive e dove i saxofoni e i whisky non hanno ancora detronizzato la chitarra e il buon vino dei castelli. Quindi il documentario nasce, e si capisce molto bene da questi primi lavori, come una sorta di radiocronaca indifferita, cioè c'erano dei momenti in cui l'essere tutti presenti nello stesso luogo non era possibile, e quindi il documentario nasce come idea per provare a far stare anche alle 3 del pomeriggio il pubblico nella notte romana, e però l'approccio è sempre quello, di avere dei suoni di sottofondo e un cronista che racconta quello che sta vedendo e che sta accadendo. Un altro autore che è in particolare il preferito, credo, di Andrea Borgnino, vediamo se lo trovo velocemente, è Roberto Costa. Intanto ve lo racconto. Roberto Costa è a Milano ed è un grandissimo sperimentatore di cose tecniche. Costruisce un registratore magnetofono attaccato a una bici
che appunto se lo mette sulla parte posteriore della bicicletta e gira per Milano a fare delle registrazioni. Di solito quando si parla viene citato un suo documentario abbastanza celebre, che poi è stato anche trasposto in televisione qualche anno più tardi, che si chiama I Barboni, che racconta la storia delle persone che decidono di vivere per strada a Milano. Volevo farvi sentire, dovrei trovarlo velocemente, perché alcune di queste robe vengono a intermittenza pubblicate su Radio Tecate e quindi su Rai Play Sound, e in questo momento è un momento in cui ci sono, quindi se volete andarveli a sentire un po' di cose ci sono. Questo è un documentario che racconta, eccolo qua, La squadra dell'inferno del 56, e racconta le persone che lavorano nelle fogne milanesi e che si prendono cura delle fogne milanesi, e per riuscire a registrare soprattutto i canti all'interno delle tubature senza che fossero dei grossi rimbombi, con i tecnici con cui lavorava della Rai di Milano ha modificato i microfoni per poterle registrare. Lui ha fatto anche le prime registrazioni subacquee fatte con dei microfoni e si era immerso come con la tuta da palombaro, insomma era uno sperimentatore di cose tecniche. La squadra dell'inferno, documentario di Roberto Costa. Sette metri sotto il livello stradale, un canale alto 1,20 metri, largo 80 centimetri. Una squadra di operai lava, pulisce, raschia con rustiche scope il lucido nero cunicolo. I lumi delle lampade da minatori rischiarano la bassa volta sotto la quale gli uomini curvi procedono lentamente, cantando canzoni ritmate sui movimenti del lavoro. Sono scesi 2 ore fa ed il capo squadra ha detto loro: Allora, mi sta davanti, e scurdere, guardasse che non poi crepa, perché soliti bisogna guardare, che la troppo che adesso in piano, guarda che bisogna tirarla via, poi scupo, una roba o l'altra, e la roba la mattinata, appena una buca, e la carrego. Poi capito? E la signora una cosa, Ci accompagna l'ingegnere Antonio Columbo, capo della seconda divisione fognatura del Comune di Milano. Ci fossero adesso i documentari sulle fogne. E poi c'è quello più famoso, quello che ha fatto più carriera, diciamo Sergio Zavoli, che poi è diventato anche volto del telegiornale, direttore del telegiornale, ha fatto tantissima televisione, sempre, adesso non mi dilungherò su Zavoli anche se potrei starci 2 settimane, però ha sempre avuto questa caratteristica di coniugare un'altissima innovazione dal punto di vista del linguaggio, come dicevo prima, l'idea di passare un magnetofono alle suore di clausura è un'idea magari non sua, ma che comunque lui ha portato avanti, e anche in televisione appunto è stato il primo a fare delle riprese all'interno dell'area di Chernobyl, tant'è che c'è anche insomma una storia un po' difficile, perché il suo operatore si è tenuto le batterie troppo vicino all'addome, per cui poi ha avuto un cancro per le riprese che ha fatto per quel servizio. Però è sempre stata una persona che ha fatto grande innovazione tecnica e di linguaggio, e dall'altra parte è sempre stata una persona decisamente Rai, un grandissimo aziendalista. Lui per esempio è stato quello che si è accollato il servizio riparatore del telegiornale per l'annuncio della morte di Luigi Tenco, questo servizio in cui non si capisce bene di che cosa sia morto, perché prima c'era stato un primo servizio dove era stato detto che si era suicidato, e poi Sergio Zavoli ha fatto invece il servizio riparatore dove le fate hanno portato via.
Quindi con questa doppia ambivalenza, poi lui farà anche il politico, sarà presidente della commissione di vigilanza RAI, insomma, con questa doppia valenza. Di solito si ascolta sempre Clausura, che è il lavoro più innovativo, però Sergio Zavoli ha fatto tantissime cose, anche tantissime cose molto piccole, su delle questioni molto piccole, e che a me piacciono molto. Vi faccio sentire un pezzo da un lavoro che ha trovato Andrea Bornino recentemente, che mi ha mandato, che è il racconto della chiusura, dello smantellamento dell'ultimo treno a vapore, con la locomotiva a vapore, prima di passare a questa nuovissima tecnologia innovativa che era la nafta. Macchinista, possiamo fare due chiacchiere? Grazie. Ecco, salgo su anch'io. Ma ci picchia, che caldo qua dentro. Ah, qui dentro? Quanti anni hai, scusi? Io ho 54 anni. È molto che fa servizio su questa macchina. Avevo 19 anni. 19 anni? No, 17 anzi. 17 anni, sempre su questa linea? Sempre su questa linea. E adesso quando va in pensione lei? Ma sono prossimo ad andare in pensione. Prossimo ad andare in pensione. Ho saputo che cambiano le macchine qui, che queste locomotive vecchie le mettono a riposo e che prendono dei locomotori nuovi, è vero? Delle locomotive, come chiamateli? Delle Vittorine. Delle Vittorine. Ecco, lei è contento di passare nelle altre macchine? Oddio, sono contento o non sono contento, è vero, perché la macchina a vapore mi piace di più. E perché le piace di più? Sono nato, è vero, sulla macchina a vapore. Poi c'è più soddisfazione, mentre invece oggi col motore a scoppio, perché io sono tutto tinto, vado meglio con la macchina a vapore che col motore a scoppio. Come si chiama? Questa qui si chiama la ladrona. Un nome che ha messo lei? Ce l'ho messo io. E per quale ragione la È così, la simpatia delle locomotive ho messo un nome così. Ma in sostanza lei perché è innamorato di questa macchina? Però ci sono nato. La dovessi abbandonare lo stesso che abbandonassi il mio mondo. Poi veda, io con questa macchina qui, specie d'inverno, con lo spartineve, mi è successo dei deragliamenti, io ho avuto sempre fortuna con questa macchina qui. Domani dovessi prendere un motore a scoppio, non saprei cosa fare, non saprei dove mettere le mani anche se dovessi avere un deragliamento. Con questa macchina qui, oramai io la pratico tutto, c'è tutto insomma, poi c'è più soddisfazione di tutto. Siamo in due specie, che si può rivolgere la parola da uno con l'altro, mentre invece sull'automotrice è uno solo. La doppia tensione, c'è tutto, poi è vero, oramai anziano come me, è difficile che uno si possa rassegnare a lasciare la macchina a vapore per andare sull'automotrice. Tante volte noi ci capita dei slittamenti, specie è vero, delle salite che abbiamo il 30 per 1000, ma cosa vuole? Si fa di tutto, la sabbia, si scende tante volte a metterci anche della ghiaia sotto, ci portano in giro, ma di molto, ma la colpa non è nostra, noi si fa del tutto. Ma i nostri viaggiatori dovrebbero sapere che la nostra locomotiva può sviluppare non solo i 60 km, ma oltre i 60 km all'ora. La bella velocità. Grazie tante, arrivederci. E tanti auguri allora. L'ultimo di cui vi voglio raccontare è Aldo Salvo, che come vi dicevo poi diventa anche un po' il direttore della parte dei documentari fino alla fine degli anni 50, che è una persona di radio, sarà sempre la radio, insomma farà tutta la carriera in radio, e appunto è probabilmente uno di quelli che mi piace di più. Quando io dico che mi piace qualcuno non è un buon segno, cioè vuol dire che c'è qualcosa che non va, cioè non è il più bravo per forza. E di Aldo Salvo mi piace molto questa roba che gli piace tanto fare delle scenette. Fa sempre delle scenette. C'è un documentario molto famoso suo che si chiama Mato Grosso, dove ovviamente è registrato nel Mato Grosso e non poteva registrare tutto. E c'è una scena dove dopo un lungo periodo di siccità ad un certo punto arriva un acquazzone e lui ricrea proprio questo momento, che evidentemente non ha registrato dal vivo, ma lo ricrea facendo questi dialoghi. Allora buonanotte reverendo, buonanotte a lei, queste scenette. Quello che vi faccio sentire è da un documentario che si chiama Transatlantico ed è il suo reportage, è proprio una cosa divertente che non farò mai più fatta in radio negli anni 50. Il suo reportage di un viaggio della nave Andrea Doria da Genova a New York. E lui parla, entra nelle cuccette dei vari personaggi che sono lì, turisti e persone ricche, e questa è una di queste scenette che vi dicevo prima. Cominciamo da una grande cantante,
il mezzosoprano Fedora Barbieri, in viaggio col marito, il dottor Barlozzetti. Buongiorno, scusi, lei dottor Barlozzetti? Sì, sono io. Io ero venuto per quell'appuntamento che avevamo fissato. Appuntamento? Sì? Ma lo avevamo fissato tra mezz'ora. Mia moglie sta ancora studiando. Un momento, aspetta. Prego. Sono quelli della RAI. Cosa? Posso? Scusi signor, noi la stiamo disturbando perché... Ma guarda chi si rivede, ma come sta? Signora, Ma bene, senta. grazie. Lei... Dunque, allora commedia drammatica, signora. Grazie. Commedia drammatica nelle mie vesti di radiocronista. Purtroppo non invidia nemmeno voi. Vuole fare alcune domande? Senz'altro. Cioè, si sente proprio che lui ha detto, allora adesso io busso, lei mi apre, mi chiede questo. Io dico, Non lo diciamo. Beh, io di nuovo sono partita da Napoli, dopo aver fatto la stagione a Roma e alla Scala. È la prima volta che viaggio su questo magnifico Pirosca Fondarorio, al quale mi trovo magnificamente bene. E adesso vado per la 4ª stagione al Metropolitan, dove la prima opera sarà Norma, poi il Trovatore, Aida e Carmen francese. E poi ritornerò in Italia a ricominciare le mie recite. Perciò con questo ho detto tutta la mia... Ringrazio perché a questo punto il mio compito è finito. No, perché anzi, sono a sua completa disposizione. Dunque, vede c'è questo signora, tutti quanti a bordo in questi giorni hanno notato la sua assenza dal salone ricevimenti, dalla sala da ballo, dal nightclub, dal bar in veranda, dalla biblioteca, ovunque insomma, no? Alcuni hanno avanzato l'ipotesi che il suo temperamento sia, come dire, un po' difficile. Se vuoi sapere del mio carattere si rivolga a mio marito, lui ne sa qualche cosa. E quella è una variazione numero 1. Quando si intervista una persona celebre, si vorrebbe sempre scoprire, non so, qualcosa che non va, qualche piccolo difetto, qualche piccolo inconveniente. Intimo, vero? Beh, naturale. Senta, dov'è il mio marito? Domandi a mio marito, vedrà. Senta, Scusi. qui proprio devo fare una precisazione. Mia Sentiamo. moglie, le assicuro che fa dei mangiarini formidabili e li fa ormai da molto tempo. Però sapesse che è venuto la prima volta che mi volle conquistare quei mangiarini, andò tutto al rovescio. Grazie, Ugi, sei molto È emozionata forse? Forse era emozionata, sai, il primo incontro, ma l'ho detto che poi, vero, Chiudo questa carrellata su questo periodo, c'è stato un grande dibattito per molti anni anche con Marino Sinibaldi, cioè se è esistita un'età d'oro dell'audio, lui dice probabilmente no, forse lo diceva perché voleva giustificare il fatto che non pagava più gli autori come venivano pagati in questi anni. Probabilmente non è così, cioè non è con questo stereotipo, però c'è stato un periodo dove la radio era da un lato l'unico mezzo, come abbiamo visto prima, e poi quando inizia la televisione in realtà la radio si libera di un grosso peso, che è quello appunto della cronaca, dell'essere sempre presente, di costruire l'Italia, però è un periodo abbastanza lungo di passaggio, anche perché anche la televisione ci mette un paio d'anni a entrare a regime, dove in realtà per i primi anni questa competizione fa bene a entrambe. Molti che hanno fatto parte della redazione radiocronache passano alla televisione, alcuni passeranno al cinema, come dicevo prima con Fellini, Piero Angela passa alla televisione, Zavoli passa alla televisione, Beltrone abbiamo detto passa alla televisione, e diciamo fino alla fine degli anni 50 la radio continua ad occuparsi di far sentire i cittadini presenti sempre nello stesso posto. Tra i vari lavori che sono stati fatti, e appunto non abbiamo ancora una storiografia completa, ma quello che allo stato attuale per me da qualche anno è il capolavoro assoluto della radio italiana, la cosa più importante che sia stata fatta, e secondo me poi anche nella sua trasposizione letteraria uno dei veri romanzi fondativi del paese. Scusami Alessandro Manzoni, ma il tuo libro non è un granché, che è Viaggio in Italia di Guido Piovene.
Viaggio in Italia, che noi conosciamo tutti come libro, in realtà il libro è la riscrittura del suo viaggio, del suo diario. Guido Piovene aveva fatto all'inizio degli anni 50, nel 51-52, un viaggio in America. Era andato negli Stati Uniti, aveva fatto il famoso Coast to Coast e lo aveva raccontato in un reportage scritto in un romanzo d'appendice. Gli viene chiesto di fare la stessa cosa con l'Italia e lui dice di no. Dice di no per diversi motivi. Il primo è che innanzitutto lui, questa roba molto divertente, negli Stati Uniti si era appassionato di macchine e si era comprato una Buick e se l'era fatta portare con la nave in Italia, ma lui non aveva la patente. E la guida in Italia gli faceva particolarmente paura. E quindi l'idea di andare dalla Puglia alla Sicilia, alle Alpi non lo attirava molto, e secondo, non voleva inimicarsi gli italiani perché aveva grandi ambizioni letterarie, voleva diventare un grande scrittore italiano e quindi non voleva parlare male degli italiani. In qualche modo lo convincono e quindi parte questo progetto che durerà 3 anni, quindi prodotto in 3 sessioni, che farà più di 70, mi sembra appena più di 70 episodi, costruiti in questo modo. Guido Piovene fa il suo viaggio, scrive, manda i suoi testi vengono letti da un attore, da uno speaker, e di quello che lui scrive di interessante poi la radio manda dei radiocronisti sul luogo a impreziosire, ad arricchire il racconto. Vi voglio far sentire l'inizio e un pezzettino poi dopo dell'episodio dedicato al Friuli. Ci sono 2, diciamo, l'episodio parte da Trento, Viaggio in Italia parte da Trento, scende Verona, Vicenza, Padova, poi arriva in Friuli, Venezia, c'è un episodio sul Friuli e un episodio su Gorizia e Trieste. Questo è l'episodio sul Friuli e vi faccio sentire l'inizio. E poi c'è una discesa a grado dove ci sono le registrazioni di queste donne fedeli di grado che fanno queste preghiere in una lingua che non esiste più, che esiste solo nelle preghiere. Poi c'è un altro viaggio nei canti gregoriani e poi il pezzo vi faccio sentire dopo. Viaggio in Italia di Guido Piovene, il Friuli. Con la collaborazione del radiocronista Aldo Salvo. Credo di avere già impiegato, accennando al Friuli, l'espressione di là della grande muraglia. Questa muraglia immaginaria si stende tra noi ed una terra che sembra lontana nel tempo, semi-orientale, benché di un oriente più rude e più reale che nel resto del Veneto e diverso dal sogno esotico di Venezia. Se nel resto del Veneto spesso ho dovuto usare l'aggettivo antico, nel Friuli dovrei dire piuttosto remoto. Per questo il Friuli ha un incanto profondo e sordo. Era costume, tramontato da poco dei proprietari di castelli del Friuli, di riunirsi in partite di caccia agli uccelli o alla volpe che duravano molti giorni e di passare la notte da un castello all'altro, dove i proprietari a gara offrivano pranzi rustici e lasciavano saccheggiare le loro cantine. Enormi mangiate e bevute, in cui tra molti vini scorreva il tokai che si coltiva nella zona. Non posso ascoltare il racconto di questi conviti, per cui sono arrivato di pochi anni in ritardo, senza che nasca in me l'immagine degli otri che nel resto del Veneto è diverso dal sogno esotico di Venezia. Se nel resto del Veneto spesso ho dovuto usare l'aggettivo antico,
Nel Friuli dovrei dire piuttosto remoto. Era costume, tramontato da poco dei proprietari di castelli del Friuli, di riunirsi in partite di caccia agli uccelli o alla volpe che duravano molti giorni e di passare la notte da un castello all'altro, dove i proprietari a gara offrivano pranzi rustici e lasciavano saccheggiare le loro cantine. Enormi mangiate e bevute, in cui tra molti vini scorreva il tocai che si coltiva nella zona. Non posso ascoltare il racconto di questi conviti, per cui sono arrivato di pochi anni in ritardo, senza che nasca in me l'immagine degli otri e del vasellame di bronzo della Cina feudale. Penetrando nel Friuli, sempre in quell'area che abbiamo chiamato remota, ci si accorge però che essa non è né monotona né sbiadita. Il Friuli è terra di contrasti, di colori taglienti e di estreme diversità. La sua pianura giunge al piede delle Alpi. I luccichii metallici dell'area marina si incontrano con le ombre violacee scendenti dai monti. Per usare il gergo pittorico, siamo fuori del tonalismo veneto, delle sue sfumature e gradazioni, non soltanto nella natura, ma anche nei costumi e negli abiti. È persuasione dei friulani che la loro terra sia un mondo, con l'Alpe nella Carnia, la pianura udinese e paesaggi lagunari lungo la costa. Un detto afferma: Aquileia romana, Udine veneziana e Cividale longobarda. Se l'Italia è una specie di compendio del mondo e vi si ritrova almeno un accenno, uno scorcio di quello che si vede altrove, lo stesso può dirsi del Friuli. Colorazioni nette e varie e la sensazione di essere ritornati indietro negli anni. È un paese di fondo popolare, a cui la geografia e la storia hanno dato una specie di internazionalismo ingenito. Due minoranze etniche, slovena e tedesca, convivono con i friulani. Di cultura tedesca con fondo etnico sloveno è la Val Canale ed un dialetto tedesco si parla a Sauris. Un dialetto sloveno scende per la Valle di Resia e per quella del Natisone ai confini orientali. Queste minoranze però sono affezionate all'Italia. Politicamente attivi soltanto gli slavi a Gorizia, dei quali parleremo quando toccheremo Trieste. Ad occidente invece, tra la Livenza e il Tagliamento, ha dilagato il Veneto e Pordenone è friulana solo a metà. L'altra metà non si sa. E quando invece intervengono i radiocronisti, vediamo se lo becco al volo. Un nuovo antibiotico che la famiglia degli Scaligeri signori di Verona. Noi siamo oggi i soli visitatori del battistero e con noi il parroco, Don Simeoni. Io sono pronto, se vuole possiamo entrare. Sì, buono. Questa è l'entrata nel battistero di Venzone, dove sono tenute le mummie di Venzone. E quindi qui provano a far immaginare agli ascoltatori La porta si è che aperta. cosa si vede. Un po' di luce grigiastra filtra dietro le nostre spalle nell'ampia volta del battistero. A poco gli occhi si adattano. 22 mummie seminude stanno davanti a noi, in piedi a semicerchio. Scusi, reverendo, questo primo qui a destra credo che sia il più impressionante. Quello è anche il più antico, si trovava sepolto, quello lì, vicino a un sarcofago della famiglia degli Scaligeri signori di Verona. Non ci sa nulla della sua vita. Si crede sia stato un giullare della famiglia stessa, era vestito così, quasi una maschera. Quindi del punto, in mia destra, è altissimo, è impressionante. Pare sia stato un po' troppo dedito al bere, insomma, ai buoni pranzi, alle buone cene, soprattutto al bere, quindi si potrebbe spiegare questo disfacimento maggiore della sua salma, insomma, anche per questo fatto, per i vizi che ha preso. Sì, veniva da Verona, quindi era in disfacimento già prima di essere mummia. Viaggio in Italia appunto viene fatto in questo periodo di sviluppo dell'idea della cronaca, del documentario, ed è probabilmente il lavoro più completo. Racconta l'Italia andando da nord a sud, e in ogni luogo il radiocronista che vive lì o che viene da lì o che ha contatti con il luogo
si attiva e racconta il territorio. Quindi se volete andarlo a sentire, in questo periodo c'è su iPlay Sound e ci sono tutte le puntate che raccontano appunto dai Sassi di Matera. Nel frattempo però, a partire dagli anni 60, la televisione si prende tutto da un punto di vista di tecnica, di finanziamenti, e la radio diventa ufficialmente la sorella minore. Anche dal punto di vista dei nomi, i nomi che cominciano a emergere, che emergono nella radio degli anni 60-70 fino alla fine degli anni 80 sono dei nomi che poi magari non arrivano in televisione, cominciano un po' a separarsi questi due canali, e la radio diventa, in questo sua, diciamo così, essere un po' nel cono d'ombra di quello che la televisione fa da un punto di vista sociale e culturale, un campo di sperimentazione, cioè diventa un luogo dove si possono sperimentare e provare delle cose. Tutto quello che la storiografia ci lascia, ci dà di quel periodo, sono tutti documentari che hanno a che fare con la sperimentazione. Ce ne sono 3 in particolare, di cui ne sentiremo solo un pezzettino di uno. Uno è Utis Topos, fatto da un musicologo che si chiama Sergio Liberovici e Andrea Camilleri, giovane Andrea Camilleri, registrato nel quartiere Barriera di Torino, che è un quartiere ancora adesso, ma insomma è sempre stato un quartiere molto povero di Torino, all'estremità est della città, e hanno costruito all'interno del quartiere una casa per le registrazioni, dove il quartiere poteva andare lì a raccontare pezzi della propria storia, e anche andavano loro in giro per il quartiere infilando una boom dentro le finestre aperte d'estate. Quindi entravano col microfono dentro le cucine, registravano i pranzi e uscivano. Il quartiere sapeva che c'era questa roba, ovviamente, altrimenti sarebbero stati uccisi. Ed è appunto un racconto molto sperimentale di questo quartiere in trasformazione, dove si stavano diciamo così, ammassando anche tutti gli operai che arrivavano dal sud e che venivano a Torino per andare a lavorare nelle fabbriche Fiat. Un altro molto importante lavoro di quel periodo che ha a che fare con la sperimentazione è Giochi di bambini di Giorgio Pressburger, che allestisce uno studio di Torino, della Rai di Torino, e la Sala Verdi, se non sbaglio. La microfona completamente, la fa microfonare dall'alto, dal basso, dai lati, riempie la sala di giocattoli e microfona i giocattoli, e lascia dei bambini giocare in questa stanza e microfona i loro giochi, i loro dialoghi, quindi i dialoghi tra medico e paziente, tra 2 capi di Stato che devono decidere di fare la guerra, ed è tutto un montaggio senza una narrazione, senza niente, di questi pezzi di dialoghi giocati fatti attraverso i bambini. Quello che vi faccio sentire io è un documentario che ha vinto il Prix Italia nel 69, si chiama 60 decibel per il signor Adamo, ed è il primo documentario stereofonico che sia mai stato fatto, ed era un periodo dove la Rai era all'avanguardia sulla tecnologia stereofonica. Decibel. Decibel. Il decibel in acustica è una misura che serve per valutare su strumenti tecnici l'intensità dei suoni e quindi anche dei rumori rapportata alla soglia convenzionale di udibilità. Tesoro mio caro. 20 decibel, 35 decibel, 90 decibel, 25 decibel,
40 decibel sono il richiamo d'amore di questa tartaruga che pesa circa un quintale ed ha 400 anni. Per il pisolino meridiano, secondo lo scienziato francese Blacher, sono consigliabili 30 decibel che arrivano dalla cucina. Per gli insonni non più pecore o travicelli da contare, ma 25 decibel attaccati al muro. Sentite che rispetto ai documentari che abbiamo sentito prima del periodo radiocronache, qui la questione tecnica prende un po' il sopravvento. 130, Il montaggio, ad esempio, è molto più importante del racconto, la registrazione dei suoni, il ritmo, anche il ritmo degli speaker e della narrazione, proprio perché è la televisione che sta facendo tutto il lavoro culturale in quel periodo. Qui si sperimenta. Alla fine degli anni 70, allora, innanzitutto diciamo che progressivamente dagli anni 70 al 2010-2015, anzi scusate, dagli anni 50 al 2010-2015 noi sappiamo progressivamente meno. Questo perché il lavoro di ricerca storiografica parte ovviamente dal primo periodo in cui le cose ci sembrano più belle, uno, ma anche per paura di perderle, per esigenze di conservazione, di capire da dove si è partiti, e man mano che andiamo avanti, quindi su quello che accade dopo gli anni 70, ancora ci dobbiamo mettere le mani, diciamo così, seriamente. Ma sì, una cosa che possiamo un pochino dire è che, e questo è una mia teoria, una mia percezione, non ho molto ancora di solido per poterlo affermare, ma che c'è una sorta di afflosciamento da partire dagli anni 70, che non dalla fine degli anni 70, che non riguarda solo la radio, riguarda anche la televisione, che ha cominciato a produrre contenuti, sempre meno di qualità e sempre meno ricercati, nell'idea di andare sempre più vicino al popolo, ai cittadini, e quindi con questa idea di abbassare un pochino il livello. Una cosa che si può dire è che nei documentari che continuano a venire fatti tra gli anni 70 e gli anni 80 in radio non emergono dei nomi che poi faranno delle grandi cose dopo. Sono sempre persone che rimangono in una sorta di cerchia creativa, autoriale, non di primo livello, cioè non sono grandi registi, grandi attori, tranne qualche caso. Sono sempre dei racconti, tipo negli anni 90 viene fatto un documentario di 68, quindi non sono documentari che raccontano quasi sempre che cosa sta succedendo in quel periodo. E di tutto questo periodo vi faccio sentire diciamo uno dei lavori che chiude questo periodo, che è Storie sull'autobus di Giampiero Rigosi, fatto nel 2001, quindi siamo proprio diciamo alla fine di quel periodo, e Giampiero Rigosi è uno scrittore bolognese che emergeva un po' da un'ondata di narrativa anni 90 che in particolare al nord aveva espresso un po' di giovani autori indipendenti, e lui era uno di questi, e lui prima di passare diciamo definitivamente alla scrittura faceva l'autista di autobus. E vi faccio sentire un po' come inizia. Storie. Qui vedo particolarmente piccolo qua. Che so, una signora, una persona, me la ricordo quando ero giovane, perché mi ricordo quando la caricavo sull'autobus tanti anni fa, e allora poi magari inconsciamente do anche un giudizio e dico cavolo, come si è sfiorita, ma te guarda come è cambiata, no? O bene o il male, insomma,
Insomma, c'era una tipa che viene su, una tipa con un bouquet di fiori e una faccia tutta mogia, cioè rattristita, proprio molto giù. Allora, insomma, si mette a sedere dietro, arrivavamo e lei gli chiede cosa gli fosse successo, gli dice così. Allora dice che è il suo compleanno, però insomma non era particolarmente felice per qualche motivo, insomma, che a lavorare non si era sentita particolarmente felice, insomma, così cos'ha. Eravamo io e lei, insomma, entro un po' in confidenza e gli faccio gli auguri, gli canto gli auguri, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Niente, poi dopo veniamo giù per Bologna, intanto salgono dei passeggeri, allora i passeggeri che salivano facevo presente appunto che c'era questa ragazza che compiva gli anni e tutte le volte gli facevamo gli auguri. Poi insomma siamo arrivati in via Santo Stefano, era col 96, che ci saranno state 30-40 persone, a un certo punto c'era il semaforo rosso, ne abbiamo approfittato, gli abbiamo fatto gli auguri e lei è stata veramente molto contenta. Gli anziani sono... Io ho fatto delle chiacchiere bellissime, ho conosciuto in questi anni, l'autista diventa alla fine un po' anche un po' psicologia questo lavoro, non so se si può definire così, però perché conosci tanta gente, è bello vedere anche per esempio se che il tuo atteggiamento può cambiare la situazione. Cioè troviamo su una persona che ha un'incazzatura che mangerebbe i fanali dell'autobus, hai capito? E ti rendi conto che è così e non ci puoi fare niente perché lei è incazzata perché ha 1000 motivi validi e sono i suoi. Allora cosa fai? Discuti? No, allora dico una stronzata e c'è quella volta che dice no, lei c'è la sua incazzo, se lo tiene, ma c'è anche quella che cambia e si fanno delle chiacchiere e dopo si sorride e questa è una cosa molto bella. L'idea, diciamo, al centro di questo documentario è che tutto questo circolo di racconti di quello che si vede sull'autobus raccontato dagli autisti, eccetera, eccetera, a un certo punto arriva alla giornata in cui gli autisti hanno cominciato a portare i feriti e i cadaveri della strage alla stazione di Bologna perché non c'erano abbastanza ambulanze, quindi sono gli autisti che raccontano di quella giornata e quindi da questo tono molto divertente che sentite nella prima parte, poi pian piano si scende a raccontare quel lavoro. Però sentite che dal punto di vista del montaggio, della ricerca sonora, della ricerca lessicale, il narratore non c'è più, della ricerca autoriale, c'è un lavoro meno curato rispetto agli anni prima. Questo non vuol dire che il documentario si fosse riposato, ma semplicemente è uscito, è andato in altre direzioni. In metà degli anni 70 sono iniziate le radio libere, e tra queste radio libere sono nate anche delle radio di movimento e per esempio tra queste radio di movimento alcune di queste radio facevano molti documentari. Alcuni dei documentaristi che poi diciamo diventeranno un po' centrali alla fine degli anni 2000 escono proprio da quelle radio, oppure ci sono dei momenti come ad esempio la diretta del funerale di Fausto Iaio fatto da Radio Popolare è una riproposizione dell'idea di radiocronaca della radio di Vittorio Veltroni, fatta però in un contesto in cui la RAI di quelle cose non si occupava più o decideva di non occuparsi. L'altro versante in cui il documentario cresce, un po' a sorpresa, è la discografia, cioè il costo del vinile negli anni 70 si abbassa molto e quindi le case editrici cominciano a pubblicare anche dei dischi con dei racconti. Escono dei dischi di Walter Bonatti che fa dei racconti sulla natura, sulla montagna, dischi di Enzo Biagi e Sergio Zavoli che raccontano per esempio 50 anni d'amore, fanno un racconto delle storie d'amore attraverso le canzoni negli ultimi 50 anni, o insomma dei grandi raccontoni che escono su disco, escono con l'Espresso, con Epoca, con l'Europeo. Se voi andate ai mercatini di solito trovate un sacco di queste cose. E nel 2000 la RAI comincia a chiudere i documentari, comincia proprio a chiudere i programmi. Nel frattempo però le cose partono ed esplodono fuori dall'Italia ed esplodono in particolare negli Stati Uniti. Esplodono negli Stati Uniti per un motivo molto semplice. Gli Stati Uniti sono il paese italiano, scusate, ho detto una cazzata perché stavo cercando una roba qua, sono l'unico paese occidentale che non ha una radio di Stato. La radio negli Stati Uniti è nata solo in chiave commerciale.
quindi non c'era una trasmissione simultanea dei contenuti come c'è da noi.